Bentrovati con AgriNews, il TG dell'agricoltura, a firma di Veneto Agricoltura in collaborazione con CSQA, Bioagro, Intermizo e ARPAV, l'Agenzia regionale di prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Ancora una volta vi dobbiamo parlare di siccità in primo piano che porta l'acqua salata ad invadere e devastare i campi. L'agricoltura è infatti minacciata non solo dalla siccità di questo periodo ma anche dal cuneo salino, ossia il movimento di acqua dal mare verso l'entroterra attraverso il sottosuolo. Le acque sotterranee dolci, infatti, essendo meno dense dell'acqua del mare, tendono a galleggiarci sopra normalmente, ma oggi con il problema siccità dovuto anche alle scarse precipitazioni, l'acqua salata del mare è risalita lungo il corso del fiume Po per circa 14 km, un problema devastante per quelle coltivazioni che sono irrigate proprio dall'acqua di questo fiume. Ed ora vi parliamo di agricoltura di precisione, in particolare di come impostare la concimazione di grano e la dose di azoto da utilizzare in base alla quantità che si vuole produrre e al valore proteico della granella stessa. Frumento. È oggi possibile risparmiare sui costi di concimazione e al contempo ridurre l'impatto dell'agricoltura sull'ambiente. Come? Applicando le tecnologie dell'agricoltura di precisione e in particolare il dosaggio variabile dell'azoto. Nell'azienda pilota dimostrativa Valle Vecchia abbiamo le macchine che riescono a dosare l'azoto a seconda della zona omogenea in cui stanno lavorando, applicando la quantità di azoto che la combinazione terreno-pianta in quel momento richiede, evita di lasciare azoto per la lisciviazione causata dalle piogge e quindi dare effettivamente quello che serve per la massima produzione senza perdere azoto e senza impattare sull'ambiente. L'operatore carica le mappe di prescrizione tramite chiavetta USB da inserire nel monitor con le varie concimazioni relative alle varie zone omogenee dei campi. Il trattore, dotato di guida semiautomatica con correzione RTK, riconosce il punto in cui è e applica la dose necessaria per la zona omogenea individuata. La tutela della biodiversità e il benessere animale rappresentano valori e impegni imprescindibili per garantire sostenibilità e risorse per le nuove generazioni. In questo contesto CSQA ha rilasciato la prima certificazione in Italia riguardante i prodotti lattiero-caseari, attestazione attribuita al centro caseario agrituristico dell'altopiano Tambre-Spert Cansiglio, per prodotti derivanti da animali che vivono in prati e pascoli con alti livelli di biodiversità. L'iter certificativo, avvenuto secondo lo standard Biodiversity Friend, ha verificato l'elevato livello di biodiversità di prati e pascoli del Pian del Cansiglio, alti livelli che assicurano un ambiente sano e un'alimentazione ricca di essenze per il bestiame al pascolo, con ricadute eccellenti sui prodotti lattiero-caseari da questi derivati. Sono stati aperti ufficialmente i termini per la presentazione delle domande per l'indennità compensativa in zona montana. La misura prevede l'erogazione di un aiuto per ettaro di SAU in zona svantaggiata per compensare le perdite di reddito e i maggiori costi sostenuti rispetto ad un'azienda ubicata in zona non soggetta a vincoli naturali o specifici, rappresentata sostanzialmente dalle aree di pianura. Le risorse stanziate per il bando sono pari a 20 milioni di euro. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 16 maggio 2022. Ed ora spazio al nostro agrometeo in collaborazione con ARPAV. Le frequenti precipitazioni dell'ultimo periodo da un lato possono aver dato il via a infezioni fungine sulle principali colture, ma dall'altro hanno sicuramente alleviato lo stato di siccità avendo superato in alcune zone di pianura i 60 mm. L'elemento caratterizzante della prossima settimana sarà il progressivo aumento delle temperature che saliranno di diversi gradi sopra la media stagionale, mentre non vi saranno precipitazioni di rilievo almeno fino a venerdì, soprattutto in pianura. Prodotti a chilometro zero e stagionali nelle ricette dello chef Alessandro Mazzone. Oggi andremo a preparare insieme un piatto della tradizione marinara italiana, veneta e friulana, che sono la calamarata alla busera con gli scampi dell'Alto Adriatico e lo zest al limone. Appena cotta la pasta
tiriamola via qualche minuto prima, finiremo la cottura in padella, dove abbiamo precedentemente messo a scaldare la nostra salsa. Noi utilizziamo gli scampi dell'Alto Adriatico e li puliamo completamente. Riusciamo a fare separatamente con i carapaci una bisque che andremo poi ad unire alla nostra salsa. In questo caso facciamo una busera in rosso unendo un pizzico di pomodoro passato e dei pomodorini freschi. Andiamo ad impiattare, finiamo con la salsa e con una grattugiata di limone o lime. A questo piatto molto importante, molto ricco, andremo ad abbinare un fantastico vino Fiori d'Arancio Colli Ugani DOCG 2019. Grazie come sempre dell'attenzione. AgriNews vi aspetta nella prossima puntata.